Buonasera telespettatori di Tele4, benvenuti a un'altra puntata della nostra trasmissione. Nella seconda parte avremo con noi la Presidente del Teatro La Contrada, Livia Amabilino. Invece nella prima parte siamo in compagnia del dottor Massimo Rigo, che è il direttore tecnico dell'Immaginario Scientifico e che ringrazio per essere venuto a trovarci nei nostri studi. Con il dottor Rigo parleremo del nuovo exhibit che è stato presentato ieri, fra l'altro all'Immaginario Scientifico, ed è un exhibit interattivo che è realizzato per l'Immaginario Scientifico da Telit Syntherion. Telit Syntherion. Syntherion. Allora, prima di parlare dei due exhibit, del nuovo exhibit, ho detto due perché in realtà sono due le possibilità interattive, volevo chiedere, visto che era un po' di tempo che noi non incontravamo l'Immaginario Scientifico, spieghiamo un po' che cos'è l'Immaginario Scientifico. Molti lo conoscono, però giova un ripasso ogni tanto. Allora, l'Immaginario Scientifico è il Museo della Scienza di Trieste. È un museo della scienza di tipo interattivo, diciamo, fa parte dei musei della scienza di nuova generazione, quindi è un museo in cui il visitatore non deve esclusivamente leggere quello che c'è scritto su dei pannelli e seguire un percorso prestabilito, ma deve toccare con le proprie mani quelle che sono le postazioni che noi chiamiamo all'anglosassone exhibit hands-on, quindi mettere le proprie mani su questi exhibit, che vuol dire premere dei pulsanti, girare delle manovelle, insomma fare qualcosa per interagire con le postazioni, quindi il museo è completamente interattivo. O diciamo, allora, qualcuno potrebbe pensare che questo tipo di museo nasce rivolgendosi magari a un pubblico più giovane o se non addirittura di bambini per come dire, interessarli di più, per coinvolgerli meglio. In realtà, diciamo la verità, non è così. Io sono andato a visitare un po' di tempo fa, se devo essere sincero, il Deutsche Museum di Monaco, che è probabilmente se non il capofila, ma il capostipite, ma comunque uno dei musei di questo tipo, forse il più, insomma, quello che ti viene principalmente in mente, e devo dire la verità che il divertimento è assoluto per tutti, insomma, quindi... Allora, in particolare il Deutsches Museum è un po' un misto, nel senso che ha una sezione interattiva, ma anche enorme. Il Deutsches Museum, insomma, ci si può mi sono perso sotto anche 2 giorni volendo. Ma ha una sezione principale che, in cui ci sono diciamo, aeroplani, treni, macchine, insomma, anche. È un museo della scienza e della tecnica, dove appunto magari c'è una parte interattiva, ma c'è anche una parte espositiva, diciamo, tradizionale, esattamente. Il capostipite dei musei di tipo interattivo è in realtà l'Exploratorium di San Francisco, che è nato nel 1968, fondato da Robert Oppenheimer, fratello del famoso fisico Oppenheimer, anche lui fisico comunque. E quello è stato il primo museo in cui si è iniziato a interagire con il visitatore in questa maniera, insomma, lasciarlo libero di esplorare con degli exhibit appunto con cui si potesse interagire, per in qualche modo risvegliare la sua curiosità. Quindi non era destinato a un pubblico di bambini? Non era destinato esclusivamente a un pubblico di bambini, e infatti noi ospitiamo sicuramente bambini scolaresche, che sono circa metà, un po' più di metà del nostro pubblico, ma ospitiamo anche tante persone in età adulta. Tra l'altro ieri poi in un foglio che io non ho perché era differente, ma comunque sono stati dati anche dei dati, chiedo scusa per la ripetizione, che riguardano l'immaginario scientifico, soprattutto per quanto riguarda i visitatori del 2025, che se non erro erano tipo 47.000? 47.300. Quindi sono andato anche vicino. Bravo, bravissimo. Ho ricordato bene. Nella sede di Trieste ci sono stati 47.300 visitatori, di cui appunto, come si diceva, un po' più della metà sono scolaresche di ogni genere e grado, quindi partiamo dalla scuola dell'infanzia fino alla secondaria di secondo grado, e comunque circa 20.000 visitatori di quello che noi chiamiamo pubblico generico, quindi non scolaresche, che vengono più o meno per un quarto da Trieste, per un quarto dalla regione,
per un quarto dalle altre regioni d'Italia e il rimanente quarto dall'estero. Sì. Come posso dire, come si aggiorna l'immaginario scientifico? Perché credo che questo sia una parte anche molto interessante del vostro lavoro. Noi raccontiamo spesso appunto i nuovi exhibit o le novità, però non raccontiamo mai come ci si arriva a immaginare ed eventualmente poi anche a realizzare i nuovi exhibit. Allora, un nuovo exhibit nasce in modi diversi. Prendiamo l'esempio di Telit. Okay. Esatto. In questo caso c'è stato un contatto con l'azienda era interessata a essere presente nel museo perché crede nella causa del museo, okay, quindi rendere la scienza accessibile a tutti, che sia di tutti e per tutti. Ci hanno invitato da loro a Sgonico, la loro sede a Sgonico, ci hanno mostrato un po' quali sono le loro attività quotidiane, insomma chiaramente noi non siamo dei tecnici, quindi non abbiamo capito esattamente tutto, però insomma ci hanno fatto capire il grande livello di innovatività delle loro ricerche, hanno un centro di ricerche qui, e insieme abbiamo pensato a quali potessero essere dei principi fisici sottesi dalla loro attività, di fatto. Per esempio, ci hanno fatto entrare in delle stanze totalmente insonorizzate che si chiamano camere anecoiche, dove loro essenzialmente testano i loro moduli isolandoli completamente dall'ambiente esterno in modo da non avere di fatto un rumore di fondo. Quindi sono queste stanze totalmente chiuse, totalmente metalliche, dentro ci sono questi coni di polistirolo abbastanza suggestivi, sì, certo. Dove appunto non si sente minimamente l'eco. Abbiamo ripreso lo stesso concetto per uno dei due exhibit che poi sono nella postazione di Telit. Quindi difatti ieri nella breve intervista che abbiamo realizzato con la Serena Mizan ha anche specificato che una delle mission, termine orribile ma col caldo non me ne viene in mente un altro, uno degli scopi, eccolo dai, dell'immaginario scientifico è anche quello di collaborare il più possibile con le realtà scientifiche del territorio. Del territorio, certo. Allora noi, quello che forse ci differenzia da un normale museo della scienza, a nostro avviso, è la nostra origine. Noi nasciamo di fatto non come un semplice museo, sì, che vuole ospitare dei visitatori, ma nasciamo di fatto come costola del sistema scientifico triestino. Sì, perché noi nasciamo da Paolo Budinic, fondatore dell'ICTP, della SISSA, insomma, di fatto fautore del sistema scientifico triestino, che nell'86, quindi 40 anni fa, festeggiamo anche un anniversario importante quest'anno, nell'86 crea di fatto quello che è l'origine dell'immaginario scientifico per fare divulgazione scientifica. Abbiamo tanti enti di ricerca a Trieste, sì. È importante che questa scienza non resti all'interno dei centri di ricerca, ma raggiunga la cittadinanza. Per questo è nato l'immaginario scientifico e per questo siamo molto legati comunque agli enti di ricerca. Quindi all'interno del museo abbiamo un'intera sezione che è Trieste e la scienza, dove sono presenti 10, al momento 10, ma sono destinati a crescere, 10 enti di ricerca della città con una loro postazione. Quindi una postazione che loro hanno realizzato per presentarsi alla cittadinanza, per raccontarsi alla cittadinanza, e, insomma, per non restare nel loro... Sì, nel loro Turris e Burnia, esattamente. Insomma. E allo stesso tempo, considerato che nel museo abbiamo la scienza di base che viene fatta all'interno dei centri di ricerca, abbiamo deciso di aggiungere un'altra sezione, la sezione Innova, dove invece a parlare di scienza non sono gli enti di ricerca, ma sono le realtà sul territorio che hanno dei centri di ricerca e sviluppo e che fanno di fatto ricerca applicata, ricerca industriale nei loro centri di ricerca. Quindi diciamo che l'immaginario scientifico non si ferma mai, nel senso è sempre alla ricerca, giusto per usare il termine. Non ci fermiamo mai. Di nuove collaborazioni, di nuove realtà e poi della possibilità di realizzare appunto questi exhibit.
Allora, parliamo allora adesso proprio di quello che avete presentato ieri, e sono due esperienze pratiche Sì, fondamentalmente. allora possiamo dire la postazione è una, nel Sì, senso che sì. è la postazione di Telit, quindi questo bancone su cui è possibile svolgere due esperimenti. Uno, allora, come dicevamo prima, ci è venuto in mente vedendo queste camere anecoiche completamente isolate dalle Anecoica radiazioni. significa senza? Mi verrebbe a dire senza eco. Ah, senza eco, sì, 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 Infatti. giusto, sì. Sono totalmente isolate dalle radiazioni elettromagnetiche, hanno le pareti metalliche, quindi di fatto sono isolate dai campi elettrici esterni grazie al principio della gabbia di Faraday. Quindi quello che abbiamo fatto è che i ricercatori di Telit sono riusciti poi a realizzare, perché non è stato banale, è stato prendere due walkie-talkie, quindi due oggetti molto comuni, insomma, che conosciamo. Uno è fisso su una postazione, mentre un altro può essere preso in mano dal visitatore. Si può comunicare da un walkie-talkie all'altro, ma nel momento in cui prendo questa gabbia, che ha una maglia anche abbastanza larga, Sì. nel senso si riesce ad infilarci, almeno io riesco alla punta del mignolo, quindi potrebbe essere sorprendente per un visitatore che non conosce il principio pensare che ci passa un dito, però nel momento in cui questa gabbia chiude il secondo walkie-talkie non passa più la radiazione elettromagnetica che consente la comunicazione. Quindi si parla dal walkie-talkie, si appoggia alla gabbia e non funziona più. Questo perché? La gabbia scherma i campi elettrici, la radiazione elettromagnetica è formata da un campo elettrico e un campo magnetico, quindi di fatto comunque andando a schermare il campo elettrico interagisce anche con la radiazione elettromagnetica. Nello specifico caso poi i walkie-talkie sono stati tarati in modo da non funzionare con questa gabbia, e quindi di fatto la comunicazione termina. E quindi chi arriva può appunto divertirsi, diciamo. Sì, chi arriva poi, intanto forse un momento un po' a Marcord per alcune persone, per via del walkie-talkie. E poi si effettivamente. può sperimentare il principio della gabbia di Faraday, ma vederlo vederlo bene, insomma, perché avevamo l'idea iniziale era chiudere uno di questi walkie-talkie in una di queste piccole camere anecoiche, però sarebbe stata di fatto come una cassaforte. Non avrebbe avuto lo stesso effetto non poter comunicare ma non vedere l'oggetto. Perché là lo vedi e lo vedi isolato. Poter vedere l'oggetto ma non riuscire più a raggiungerlo, di fatto con un telefonino, tra virgolette, è sorprendente. Quanto tempo ci avete impiegato per, come dire, per realizzare l'exhibit, cioè per realizzarlo, diciamo, in maniera pratica, ecco, insomma? Allora, diciamo, dopo una prima fase di progettazione condivisa appunto con Telit Syntherion, i ricercatori di Telit hanno realizzato tutto, quindi noi di fatto abbiamo soltanto installato sul bancone i due exhibit, però sono stati realizzati interamente dai ricercatori di Telit, che comunque nei ritagli di tempo ovviamente delle loro attività, che sono ben più pressanti immagino, sono riusciti a realizzarlo in qualche mese. Ah, ho capito, quindi insomma in tempi brevi, relativamente brevi. La sezione, appunto, la sezione Innova è appunto questa sezione dell'immaginario scientifico che più, diciamo, non è, come diceva il dottor Rigo, è più collegata alle realtà produttive che non alle realtà eminentemente scientifiche. È quella che nei prossimi anni si svilupperà di più, oppure dobbiamo aspettarci novità anche per quanto riguarda, come posso dire, la parte classica, il ruolo classico dell'immaginario scientifico? Ma allora, come ha detto lei, non stiamo mai fermi, o proviamo a non stare mai fermi, quindi di fatto cerchiamo di muoverci su tutta la linea. È possibile, conseguentemente al nostro ingresso anche nel SIS, che è il Sistema Scientifico dell'Innovazione della Regione Friuli Venezia Giulia, è possibile che altri enti decidano di aggiungersi alla compagine all'interno del museo. Parallelamente è possibile, siamo già in accordi con altre aziende per
ampliare la sezione Innova, e allo stesso tempo noi cerchiamo ovviamente con le nostre risorse di rinnovare l'allestimento principale, quello della sezione Fenomena, quindi quello della sezione più ampia. Cerchiamo di rinnovarlo periodicamente, insomma, in base alle nostre disponibilità. L'immaginario scientifico da quanto tempo a questa parte? Cos'è? 5 anni siete in Magazzino 26? Allora, siamo in Magazzino 26 del 2020, quindi praticamente 6 anni, in realtà. Insomma. E voi siete stati un po', come dire, detta così, la testa di ponte per quanto riguarda il ruolo del Magazzino 26 come polo museale, come nuovo polo museale triestino. Sono passati appunto 6 anni, non spetta certamente a me trarre un bilancio, eccetera, però mi pare di capire che se c'è una riconoscibilità del Magazzino 26 dipende per buona parte proprio dall'immaginario scientifico. Sì, allora il Magazzino 26, siamo là da 6 anni, siamo molto felici di essere là, è un posto stupendo con una bellissima storia, siamo contenti di abitarlo e di contribuire al, chiamiamolo l'inizio del nuovo Porto Vecchio. Sicuramente ci sono stati dei disagi perché siamo di fatto dopo 6 anni ancora in mezzo ai cantieri, però contiamo che la situazione migliorerà, insomma, nei prossimi anni, ovviamente. Ecco, c'è da questo lo dico io, lei non c'entra assolutamente niente, c'è da sperare che, come peraltro in altre realtà, arrivi a un certo punto qualcuno che metta su non so, un posto anche dove si possa mangiare, insomma, però credo che quello arriverà. Contestualmente all'apertura del Museo del Mare, che dovrebbe avvenire il prossimo anno, quindi non so se lo sappiamo, insomma, nel Magazzino 26 il Magazzino 26 adesso è oggetto di lavori di ristrutturazione per ospitare il nuovo Museo del Mare, che adesso è sopra di noi al terzo piano, ma poi verrà ospitato, diciamo, nei nuovi 2 quinti del Magazzino 26. E lì si dovrebbe essere una svolta anche per quanto... aprirà anche il ristorante, e lì, almeno per quanto riguarda il polo museale, sarà sicuramente una svolta. Allora, ne parlavamo questa mattina con il prorettore dell'università, perché da qualche anno a questa parte si sta verificando un fenomeno che, diciamo così, che Trieste conosceva poco, cioè quello di una grande collaborazione fra realtà differenti. L'università, il Teatro Stabile, il Teatro Verdi, varie istituzioni scientifiche, fra l'altro anche l'immaginario scientifico, cioè si è capito che quando si fa sistema, dove logicamente magari, come diceva una vecchia canzone di Dean Martin, ognuno rinuncia a qualche cosa di suo per far funzionare l'intera cosa, è un po' una carta vincente, insomma, soprattutto in questo periodo. E mi pare di capire che finalmente non ci sono, come posso dire, tutte quelle barriere un po' sciocche che persistevano fino a pochi anni fa. Risulta anche a voi questa nuova, diciamo, questa nuova configurazione della cultura nella nostra città? Ma noi abbiamo sempre collaborato bene, devo dire, con il comune, con gli enti di ricerca in particolare. Quest'estate proprio abbiamo deciso di dedicare il nostro programma estivo agli enti di ricerca, quindi a partire da martedì prossimo per 9 settimane, ogni settimana sarà dedicata a uno degli enti di ricerca che sono presenti nel nostro museo, per presentarlo, per parlare dell'ente ai visitatori. Ciò come funzionerà? Ci saranno delle... Ogni giorno alle 16 ci sarà un intervento di uno dei nostri operatori che racconterà qualcosa dell'ente della settimana in corso. La domenica, non so se riusciremo a farlo tutte le settimane, però molte di queste domeniche parteciperà invece un ricercatore o una ricercatrice dell'ente stesso a raccontare della sua ricerca o comunque delle ricerche dell'ente. In particolare la prima domenica, che sarà
domenica 5 luglio ci sarà Angela Sarao dell'OGS, che è una sismologa, e quest'anno, nel 2026, sono passati 50 anni dal terremoto del Friuli. Ci parlerà del terremoto del Friuli, di come è stato possibile 50 anni fa, studiarlo, ricostruire la sua dinamica, ecco, non mi veniva la parola, ricostruire la sua dinamica, cosa che oggi faremmo praticamente istantaneamente. Possiamo aprire un'app su qualsiasi giornale, in 30 secondi c'è l'epicentro, la locazione e qualsiasi informazione. Quella volta là non era esattamente così, e quale ruolo ha avuto l'OGS 50 anni fa nello studio del terremoto del 76. Quindi l'OGS è la prima realtà L'OGS ospite. è il primo ente di ricerca, che è appunto l'Istituto di Oceanografia e Geofisica Sperimentale. Sì. È anche vero che grazie a tutto, anche all'immaginario, ma insomma, forse probabilmente stava anche nella natura stessa di determinate realtà, per quanto riguarda la comunicazione scientifica il nostro paese ha fatto passi da gigante negli ultimi anni. Io insomma, ho un'età che mi consenta, ahimè, di ricordare quelli che erano gli appuntamenti televisivi dedicati alla scienza, e con tutto il rispetto per la persona che li curava, che certamente era una persona esperta, mi pare che si chiamasse Giulio Macchi si chiamava, l'appuntamento si chiamava Omega, se non mi sbaglio, però insomma, era una roba per addetti ai lavori. Mi sembra che le cose, per la parte scientifica, insomma, per quanto riguarda la comunicazione scientifica, anche grazie a delle realtà triestine, come per esempio la Sissa, che ha proprio una sezione dedicata, insomma, anche lì ormai la scienza comunica se stessa nel nostro paese in maniera moderna e soprattutto anche in maniera efficace. Certo, questo è sicuramente merito anche di attori come la Sissa, perché la Sissa comunque, il master in comunicazione della scienza della Sissa è il primo in Italia, storicamente il primo in Italia, e dopo quello della Sissa ne sono nati molti altri, quindi ovviamente se sono nati significa che qualcuno li frequenta, se qualcuno li frequenta significa che poi in qualche modo la scienza viene poi divulgata sempre più. I social fanno anche in una certa misura gioco a questa cosa, consentono sicuramente una diffusione capillare dei contenuti, quindi devo dire io forse ho un bias su questa cosa perché seguo molti divulgatori, sì, mi sembra siano tutti divulgatori, magari se uno segue altre cose non ci capita, magari, ecco. Non saprei. No, secondo me c'è forse ancora una certa rigidità per comunicare, per esempio nel nostro paese, la storia piuttosto che... Non mi sembra che ancora gli storici italiani abbiano quella dimestichezza con la lingua che e con la narrazione che è tipica degli storici inglesi o degli storici comunque anglosassoni, perché lì hanno questa capacità di divulgare la storia però per quanto riguarda la scienza credo che siamo davvero messi benissimo rispetto a qualche anno fa. Come si fa, e ci abbiamo verso la conclusione, come si fa a non banalizzare nel momento che... Quali sono riformulo la domanda da un'altra parte, da un altro punto di vista. Non tutte le idee che vengono all'immaginario scientifico poi si traducono in un cioè bisogna che ci sia come dire, a maggior ragione io lo chiamerei un comitato scientifico che valuta tutto quanto. Allora, non tutte le idee che ci vengono in mente diventano realtà, no, assolutamente no. Al nostro interno ci sono degli operatori molto preparati che hanno dei background disciplinari molto diversi, insomma, dalla fisica alla biologia, insomma. La nostra responsabile scientifica Raffaella Orzan, che è molto preparata, e quindi di fatto quello che concerne i contenuti passa attraverso questa macchina, diciamo. Sì. Che quindi non licenzia qualunque cosa viene. Assolutamente. Ma il rischio della banalizzazione in altri ambiti secondo lei c'è?
La banalizzazione, noi cerchiamo di non banalizzare perché le cose non vanno semplificate troppo, perché poi rischiano di snaturarsi. D'altro canto è importante trovare il linguaggio giusto per riuscire a comunicare senza annoiare o allontanare, perché il rischio principale rischia di essere quello. Le chiedo della banalizzazione perché è una cosa che mi diverte sempre sottolineare, lo faccio delle volte con un mio amico quando ci troviamo. Tempo fa, adesso non so perché è parecchio che non frequento quei canali, però c'erano dei canali Sky dedicati alla divulgazione scientifica o alla divulgazione storica, eccetera. E io mi divertivo all'idea che ogni tanto trovavi dei documentari che si intitolavano Hitler a colori, le vacanze di Hitler, tutte queste. E mi ricordava, forse eri troppo giovane per aver visto il film di Mel Brooks, La pazza storia del mondo. No, non l'ho visto. L'ha visto? Quando diceva arriveremo a Hitler sul ghiaccio e queste cose qua. E là ogni tanto io dico, beh, ma forse a cosa mi serve vedere Hitler che va in vacanza? Noi restiamo coi piedi piantati per terra, insomma non... Questo riguarda appunto, devo dire, solo ed esclusivamente certi canali di storia. Però mi diverte ogni tanto questo Hitler a colori e Mel Brooks aveva capito tutto. Tra l'altro ricordiamo anche, adesso mi fa venire in mente che siamo in un periodo veramente di anniversari importanti, perché appunto il 50° del terremoto del Friuli, 40° di immaginario scientifico, eccetera. Quindi insomma è un periodo molto... Avete già celebrato i 40 anni oppure farete qualche cosa di monstre più avanti? No, quest'anno diciamo che abbiamo molte attività tendenzialmente, quindi è una celebrazione continua. Ecco, non c'è un momento particolare. Ecco, sì. Allora, celebriamo anche, colgo l'occasione per dire, i 15 anni della nostra sede di Pordenone. Ah già, è vero, abbiamo giusto. Una sede anche a Pordenone, che è un po' più piccolina, sempre in un edificio di archeologia industriale, un vecchio mulino, no? L'ex tintorie del totonificio di Torre. Sì. Quindi la Torre di Pordenone, a qualche chilometro dal centro, è un posto bellissimo. Quest'anno diciamo che abbiamo potuto in qualche modo festeggiare il 15° anniversario con l'inaugurazione di una tettoia all'esterno e di una piccola parte, un piccolo giardino della scienza nella parte esterna del museo, che è sul fiume Noncello. Quindi siamo riusciti, grazie a un finanziamento regionale, a valorizzare la parte esterna. È stata aperta da poco, quindi speriamo che insomma, per l'estate e la primavera riusciremo a fare anche molte attività all'esterno. Ultima cosa, gli orari per esempio estivi dell'immaginario quali sono? Allora, a Trieste siamo aperti dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18, quindi chiusi solo il lunedì. Siamo aperti a Ferragosto. Quindi 10-18 è anche un ottimo Se fa caldo dentro si sta meglio, si sta idratati. No, è davvero un'esperienza da provare. Grazie al dottor Massimo Rigo, direttore tecnico dell'immaginario scientifico, buon lavoro. Grazie a lei. Pubblicità, poi torniamo per la seconda parte. Allora, c'è un cambio d'ospite, ma si parla sempre dell'attività estiva della Contrada, non c'è la presidente Livia Mabilino, ma abbiamo recuperato Mario Bobbio, che ringrazio per essere appunto venuto nei nostri studi, al quale devo fare subito un complimento. Abbiamo parlato l'altra settimana con quello sciagurato di, come si chiama, di Giacomo Seguglia. Il poster dello spettacolo di cui adesso riparleremo, il passeggero di Manda se farà bella. Il passeggero di Manda se sarà bella, è un poster bellissimo, devo dire la verità, e quindi devo farti complimenti anche per questo. Allora, ricapitoliamo questa cosa che andrà in scena al Museo Sartorio nell'ambito di Let's Play, inserito nel cartellone di Trieste Estate. Questo spettacolo intitolato Il passeggero di Manda se sarà bella, che è un appuntamento che realizza Contrada con il contributo della Regione, il bando creatività, ed è, ci raccontava Seguglia, una sorta di come dire, omaggio a Carpinteri Faraguna. Certo, una raccolta, diciamo, delle maldobrie, di molti dei testi anche e passaggi che la premiata ditta
hanno scritto in tanto tempo, anche con noi tra l'altro, Sì. proprio la Contrada. E infatti ci saranno attraverso lo spettacolo anche audio dei progetti originali che avremo, quindi- questo ve lo dico un po' in anticipazione diciamo a questo bellissimo spettacolo. Vede anche Enza De Rose, Adriano Giraldi, Giorgio Maculufi, Marzia Postogno ovviamente e anche il grandissimo Giacomo Segulia. Enza De Anche- Rose c'è anche alle musiche. C'è anche Seguglia, che spero si tagli i capelli, perché se devi Se farlo... li hai tagliati pure. Davvero? Ma ti giuro di sì. Non si fa vedere perché... Allora, questo è una cosa molto, molto particolare, perché c'è tutta una tradizione che... Allora, la mia generazione conosce perché cioè, l'età è quella e quindi io sì, sono un po' cresciuto anche leggendo le Maldobrie e ascoltando a Radio Trieste il Campanon, che è un delitto che non sia stato registrato è vero. perché era una cosa che veramente teneva le famiglie triestine incollate alla radio alla domenica mattina a ora di pranzo, c'era non so, vari appuntamenti, come so, il processo alle parole e tutta questa cosa qua. Però dobbiamo appunto ricordare che Carpinteri e Faraguna sono anche collegati alla Contrada, e quindi nell'anno in cui Contrada celebra i propri 50 anni era giusto anche tornare a parlare di questi due, ecco, insomma. Infatti il prossimo anno ovviamente, cioè il prossimo anno, quest'anno diciamo Che con la ormai prossima stagione sì, per adesso- il 26-27, noi abbiamo sempre questi anni Sì, che sì, sono no, a beh, metà, poi- no, fra gli anni, insomma, quelli che chiamiamo solari. Faremo anche una mostra proprio con il Museo Sveviano dedicata Ah, a a Carpinteri. Carpinteri e Faraguna, tra l'altro anche Riccardo Cepac Sì, mi sono dimenticato di farà citarlo, perché anche c'è anche una- lui in... Sì, farà un piccolo intervento, insomma, pre-spettacolo. Invitiamo anche a venire numerosi perché all'inizio dello spettacolo, proprio mezz'ora prima, offriremo anche dei vini dei triestini, insomma, ai primi 20 arrivati. Non ho detto che al al giardino del Museo Sartorio, che questo- 25-26, entrambe qui domani e dopodomani. domani e dopodomani, entrambe alle 9, ma ovviamente con la degustazione alle 8:30, quindi Ok. invitiamo tutti quanti insomma a passare. Tra l'altro anche, correggimi se sbaglio, perché voi quest'anno avete presentato prima la stagione. Certo. Cioè, io non lo sapevo, io davo per settembre l'appuntamento ed ero in ferie L'abbiamo scelto apposta. Avete scelto apposta. Nel periodo in cui... insomma, anche lo spettacolo che apre la prossima stagione, che è quello in dialetto, C'è la Debegnac. ecco, là anche Carpinteri e Faraguna, insomma... Sì, vengono insomma anche richiamati in questo primo spettacolo appunto perché almeno a un mese di distanza dall'apertura della mostra comunque avremo questi richiami ovviamente alla nostra tradizione di 50 anni. Avendo scritto anche testi per noi, Carpinteri e Faraguna ovviamente verranno ricordati con più spettacoli possibili. Tra l'altro, da qui a per non settembre. farvi mancare niente, non solo vi affidate a Seguglia per questo ma per Occiola Debegnac tornate ad affidarvi a Calabrese. Ma certo, quindi è proprio Davide Calabrese. una coazione a ripetere. Noi siamo sempre comunque alla ricerca ovviamente di nuove espressioni, di giovanili che E riescono... in mancanza d'altro c'è Calabrese. No, beh dai, io sono sempre stato molto contento dei testi che lui ha portato, No, ma dello poi- stile insomma un po' musicale, un po' alternativo che riesce a dare anche No, come io mi tono ai diverto nostri molto con spettacoli. lui. Sì, sì, sì. Dovevi esserci quando hanno presentato la sua nona. cosa quella che insomma, si può parlare anche, insomma, quella che farà adesso per i Rossetti a Miramare. Non me lo ricordo adesso, ma sicuramente ci passerò. Ci scrivevamo robe sul telefono mentre lui parlava, io lo disturbavo perché era collegato, io lo disturbavo sul telefono. Ormai è una specie di duo quando possiamo metterci insieme. Allora, questo appuntamento è all'interno appunto di Let's Play. E mi sembra di capire, se non vado errato, che Let's Play è un miniciclo, insomma, messo a disposizione all'interno di Trieste Estate. Devo fare attenzione perché questa si chiama Trieste in diretta, quella si chiama Trieste Estate, a Contrada
teatro sloveno e il Miela, Teatro Miela, no? certo. Avremo anche Conversazioni con mamma, che è uno spettacolo con Ariella Reggio e anche Maurizio Zacchigna. L'abbiamo già proposto in Teatro Leggio prima per gli amici della Contrada, ma ovviamente sarà rivisto un attimino in chiave prosa, senza, diciamo, copioni alla mano, quindi sarà anche interessante vederlo con molto più movimento, assieme anche ai teatri, insomma, ovviamente con cui noi coorganizziamo Let's Play, che è questa rassegna che comunque vuole anche toccare la lingua slovena e la tradizione, insomma, triestina, ma con occhi nuovi. Quest'anno anche proponiamo una coproduzione con il Miela e lo Sloveno, che avremo il 28 di giugno, sempre alle 9, al giardino del Museo Sartorio, che si chiama Oro Bianco. È la terza replica. Ah sì, abbiamo parlato qua, mi sembra. Se non Esattamente, sì, sì, ce l'avevamo già visti. Sì, sì. Insomma, sarà la terza replica, è un bellissimo spettacolo a proposito della vita delle saline che c'erano a Trieste, del Borgo Teresiano, che erano infatti delle saline triestine accanto alla città. Io non sapevo che fosse stato, insomma, Maria Teresa avesse creato questo nuovo quartiere proprio dai quadrati, almeno così si dice, di quello che erano le saline di Pirano, e l'esperienza dei lavoratori e del commercio che si faceva con questo oro, con questa sostanza, insomma, con cui si pagavano soldati o, insomma, chi più ne ha più ne metta, una storia incredibilmente vasta. E questi vostri impegni, voglio dire, rendono ormai anche per noi sempre più difficile, come dire, circoscrivere l'attività di un teatro alla stagione. Nel senso, una volta i teatri, correggimi se sbaglio, rimanevano sostanzialmente chiusi da maggio ad ottobre, no? Sì, c'erano delle attività, però insomma adesso magari il teatro comunque, il teatro Bobbio rimane chiuso, ma l'attività della Contrada appunto si diversifica anche, diciamo, nella bella stagione. Nella bella stagione, eccetera. Questo è credo che se da un lato può avere, avrà sicuramente scombussolato certi equilibri, eccetera, però è diventato un dato, insomma, sono diventati degli appuntamenti che la gente segue, che la gente vuole, quindi rispetto a, diciamo, 10 anni fa è cambiata, se vogliamo, anche una certa geografia dei teatri, è cambiato proprio anche il rapporto, se vogliamo, che si instaura con i teatri, che appunto non è solo riconducibile a ottobre-maggio, ma appunto va avanti quasi senza soluzione di continuità. Diciamo, questo era sempre stata un'occasione, secondo me, di coinvolgere un nuovo pubblico, di far trovare, sì, esattamente, di far trovare anche al turista italiano che magari passa di qui nuove attività da fare appunto nella città. Assieme a Trieste Estate comunque noi abbiamo messo diversi spettacoli, e anche al di fuori di Let's Play inizialmente, e infine all'interno di Let's Play. Quest'anno anche al di fuori di Let's Play, noi il 4 di luglio avremo anche una riproposizione di Muratori, sempre con Elke Burul, Valentino Pagliei e Maurizio Zacchigna. La storia fondamentalmente di due muratori che devono murare un teatro per fare una cantina. Insomma, è una storia d'amore, una storia di rivincita della cultura. Io ogni volta che sento Muratori, poi in separata sede ti racconto la scenetta, io non posso non ricordare una scenetta con Raimondo Vianello che faceva un triestino, diciamo Muratori. Giusto. È una roba, poi te la racconto, ma ogni volta che sento Muratori mi viene da sorridere perché penso a quella scenetta. Poi, come se non bastasse questa cosa, poi avete anche le residenze. Esattamente, queste qua anche fa parte proprio di questa attività, diciamo, che passano attraverso quello che è
la stagione che la permeano all'interno dell'anno e differenziandosi. Noi con artisti associati e il CSS di Udine. Il CSS è quello di Mramor? Sì, esattamente, di Walter Mramor, grandissima direzione artistica, se posso dire, anche amici tutti quanti anche al CSS, insomma, con Fabrizia Maggi, tanti altri, insomma, tutti i collaboratori. Abbiamo creato anche a livello proprio regionale questo centro di residenza delle arti performative del Friuli Venezia Giulia a Villa Manin. Avremo tutti gli eventi comunque hanno un'apertura al pubblico, fondamentalmente le residenze sono degli artisti performativi che arrivano nelle nostre strutture oppure che vanno a Villa Manin per vivere una settimana, 2 settimane, un mese, per creare, insomma, in un ambiente più controllato un proseguimento di un loro progetto oppure l'introduzione di un nuovo progetto senza doversi preoccupare molto di trovare produzioni, di trovare, insomma, supporti più istituzionali per riuscire a farlo. Quindi questo è un esperimento che comunque va avanti con noi sin dal 2016, non il centro di residenza, ma noi abbiamo creato molte triennalità di residenza comunque che sono state molto importanti appunto per portare altri artisti, nuove esperienze a Trieste e nei luoghi limitrofi. Abbiamo fatto perfino in Casa Cave delle residenze o all'interno dell'Università di Trieste, insomma anche se non mi sbaglio al mercato coperto di Via Carducci, coperto, sì, alla chiesa di San Sebastiano sulle rive, quella piccola chiesetta con insomma una scenografia, un settaggio che avevamo fatto diversi anni fa, anche al gasometro di Trieste, tra l'altro. Siete riusciti ad entrare al gasometro? Sì, proprio a fare un esperimento di danza, un esperimento di teatro all'interno dello spazio del gasometro. E non siete mai, per curiosità, non ti è mai capitato di entrare all'auditorium? All'auditorium? No, perché con le residenze no, ma no. Personalmente sì, ovviamente. Ah, l'hai visto? Sì. Vabbè, quello è anche un... Vabbè, lasciamo stare. Insomma, le residenze comunque continuano quest'anno anche con Alessandro Sciarroni, un importantissimo performer a livello italiano, che con la sua compagnia presenta un progetto che si chiama Melanconia 1 e 2 di John Fosse, che è questo autore, insomma. No, il norvegese, no? Esattamente, che spazierà in degli esperimenti che stanno creando per creare un teatro nuovo, una forma nuova di comunicazione, insomma, sia corporale che visiva, audiovisiva. Perché poi le residenze impongono, è brutto, ma prevedono anche una restituzione pubblica, appunto in forma di spettacolo o in forma, scelgono anche gli artisti come meglio comportarsi, di quanto sia andato, come dire, mettendo via, anche insomma il termine non è correttissimo, proprio durante questo periodo ospite della struttura. Allora, le residenze ovviamente compongono questo tipo di restituzioni in modo molto diverso, dipendendo ovviamente da quello che è l'artista. Con Alessandro Sciarroni sarà una bellissima occasione perché avrà più che una restituzione, un incontro con il pubblico. Questo sarà un apporto molto importante anche proprio a livello di feedback che il pubblico può dare. Sono invitati tutti, ovviamente, a titolo completamente gratuito l'accesso a Villa Manin, anche senza prenotazione, si può semplicemente venire lì all'ora della restituzione, dell'incontro. Che è 19:15? Alle 19:15, alle 7:15 del 27 di giugno. Quindi 25, 26, 27, insomma siete ogni sera ore una. Certo, guarda, andiamo avanti anche in luglio, ovviamente, il 17 di luglio avremo anche un'altra residenza, sempre qui a Trieste, in Sala Polacco, nella nostra sala prova, con un'altra restituzione alle 18. Ariele Celesti Soresina, una danzatrice e anche una attrice,
che con noi è Pietro Cerchiello, comunque ha creato molti spettacoli sempre visti ai fabbri, avrà una restituzione per questo progetto che si chiama Supermarket, due corpi che si incontrano fondamentalmente in quella che è un'ala di un supermarket e le reazioni che... E anche questo poi va a Villa Manina, però questo sì, va anche a Villa Manina, ma per un progetto più per un periodo di residenza, poi la restituzione sarà qui a Trieste. Allora, senti un attimo, com'è andata sta storia del sabato alle 18, che era molto questa bene. cosa che è stato insomma un atto anche molto coraggioso da parte di Contrada, perché insomma sapete che non c'è niente di più apparentemente inscalfibile delle abitudini del pubblico, figuriamoci poi delle abitudini del pubblico triestino. Però mi avevano anche raccontato un po' tutti, e devo dire la verità, non l'avrei pensato, che tradizionalmente il sabato è un giorno meno facile per i teatri. Sì, diciamo che per rispondere almeno alla prima domanda, la ricezione del pubblico è stata veramente positiva, dato anche la posizione ovviamente nel nostro fantastico Teatro Bobbio. Casa nostra è un po' più lontana magari dal centro, anche rispetto alla nostra seconda sala, il Teatro dei Fabbri. Questo dà anche l'opportunità poi al pubblico di vivere proprio il weekend, di uscire e riuscire ad avere un aperitivo. È una concezione sì, devi cambiare le abitudini, perché devi accettare di cambiare le abitudini, però poi quando accetti... Anche noi ci adattiamo alle nuove abitudini che il pubblico ha, e proprio per questo motivo, anche dopo le richieste che abbiamo avuto, dopo anni anche di valutazione, abbiamo deciso infine insomma di cambiare orario dopo così tanto tempo anche. E lo confermate nella prossima stagione? Assolutamente, sulla pietra, quello lì rimarremo alle 6 al sabato. Ripeto, è una piccola rivoluzione E poi c'è questa storia, ripeto, che non immaginavo, ma mi dicevano che appunto il sabato è una giornata dove, chissà perché, anche gli aficionados del teatro, magari se è uno a cui piace uscire, eccetera, fa difficoltà perché magari o va al cinema, così mi hanno detto, adesso bisognerebbe rivedere anche questa concezione, e quindi insomma era anche giusto, come dire, cambiare. Insomma, certo, insomma il punto di vista più che altro della difficoltà nella fruizione del sabato è dato proprio anche dalla concezione che il sabato ha. Diciamo che almeno tramite i feedback che riceviamo qualche volta attraverso i nostri questionari, che invitiamo anche a fare sempre a fine anno, adesso digitali, e anche un po' di green economy, quindi evitiamo un po' di carta. Ma il sabato è una giornata diversa proprio perché è il post lavorativo. Il post lavorativo qualche volta porta ad essere ovviamente un po' meno energetici magari, e questo è stato proprio il cambio che volevamo, avendolo anticipato un attimino rispetto alle 8:30 che era prima, dà l'opportunità appunto al pubblico di riuscirsi ad adattare meglio a quelle che sono le loro esigenze per una giornata di riposo, e questo qua ovviamente gioca a favore, diciamo, della vendita degli spettacoli. Poi toglimi una curiosità, perché poi questi sono anche i peggiori per certi aspetti, e gli attori come hanno... diciamo non è che cambia molto a livello lavorativo per un attore l'orario, diciamo, sia domenicale che alle 4:30, oppure quello insomma nei giorni festivi, insomma. Quindi. A livello di prove noi ci organizziamo sempre prima, anzi il sabato è anche una bellissima giornata perché di solito è molto più rodato, e la terza replica normalmente sui nostri quindi sono più tranquilli, sono molto più tranquilli, e dal punto di vista di un attore non è tanto l'orario ma quanto la confidenza anche nel riuscire a portare a termine uno spettacolo. E poi credo anche che forse adesso non so nemmeno se si fanno più tante, però credo che una delle cose veramente pesanti è la doppia, no? Era la doppia. Io mi ricordo quando ho fatto, sembra di essere Gianni Agus, quando ho fatto il Rocky Horror Show c'era una doppia, e lì... può diventare stancante. Ma più anche, io trovavo una sorta di ripetitività a poca distanza dalla recita precedente, mi pare che passava
un'ora e mezza, neanche tanto, era proprio la ripetitività attaccata a quella di prima, che non, però ripeto, io ho fatto una sola volta, però posso immaginare che la doppia stanchi. Adesso diciamo ci sono ancora teatri, comunque in giro per l'Italia a livello nazionale, che fanno ancora le doppie, sono ovviamente una risorsa per riuscire ovviamente ad ampliare il pubblico, a trovare anche magari in prima le scuole, avere anche una differenziazione proprio di quello che è la flora e la fauna, possiamo dire, che viene a teatro nelle due diverse repliche, può essere un po' stancante proprio non solo anche per l'attore, che sono quelli in prima linea, ma anche a tutto il personale di sala e anche ovviamente alla nostra biglietteria, alle biglietterie, ecco. Insomma, noi nelle nostre formule abbiamo sempre preferito avere una replica al giorno. Sì, e tra l'altro bisogna anche, tu giustamente l'hai detto, ogni volta che si parla di un teatro bisogna anche ricordare che il teatro non è fatto soltanto delle persone che vanno in scena, che recitano o che preparano le stagioni, eccetera. Ci sono anche i tecnici, c'è anche il personale amministrativo, che insomma, c'è senza il personale amministrativo. Quindi è tutta una banda di persone che collabora e che dovrebbero essere sempre nella mente di chi va a teatro. Un saluto a tutto il nostro personale, ovviamente, perché senza di loro non potremmo fare assolutamente niente. Allora, ci abbiamo verso la conclusione e volevo chiederti, non vorrei che sembri un'entrata a gamba tesa, però insomma a settembre di quest'anno saranno anche 20 anni dalla scomparsa di tuo papà, certo, di Orazio Bobbio, quindi un altro compleanno tondo. Avete in mente di fare qualche cosa? Ricordiamo anche che c'è la mostra, peraltro fatta molto bene e molto efficace in sala. Che sala è quella? La sala è, Selva? Non mi ricordo il nome della sala, ma è il museo Carlo Schmidl, insomma il museo teatrale. Pare che sia Sala Selva, però posso sbagliare. Sala Selva, sì, esattamente. Quando si entra direttamente sulla sinistra, ingresso libero, potete entrare dalle 10 alle 18 completamente liberamente. Organizzeremo anche dei tour, tra l'altro a luglio, quindi raccoglieremo un po' di prenotazioni e una volta a settimana cercheremo di portare a termine anche questo progetto. La mostra continua, tra l'altro un altro compleanno tondo fino al 6 di settembre, che è il compleanno della nostra amatissima Ariella Reggio, la nostra una nuova arrivata, in auge, la metterei esattamente. E per tuo papà farete qualche cosa? Sì, noi abbiamo già in mente, comunque non si sa ancora se a cavallo ovviamente della giornata della scomparsa, che è il 15 di settembre, o se dopo, ma faremo decisamente un intervento importante per ricordare l'apporto che ha dato a questa città e al nostro teatro. E bisogna anche sottolineare che io ricordo, ti chiedo scusa, non dovrei farlo, ma io ricordo il giorno proprio il giorno del funerale, quando Tullio Kesic disse bisogna intitolargli subito il teatro, e credo che sì, già nel 2007 il teatro venne intitolato ad Orazio Bobbio, ed io ebbi anche un ringraziamento veramente anche al sindaco che aveva, che ancora allora non è semplice, guardate che non è una cosa semplicissima, non era una serie di assolutamente, questo proprio al di là delle identità politiche di cui non mi faccio nessuna parte o riparte, ma in quel momento veramente bisogna ringraziare di dovere, perché è stato un passo importante anche per noi, cioè non solo la scomparsa ma anche il riconoscimento che Orazio ha dato, insomma è stato riconosciuto anche in questo, quindi quello lì veramente noi siamo sempre stati grati. E io devo dire la verità che appunto ho avuto il piacere, insomma diciamo che se qua i termini si usano sempre in maniera distorta, di presentare proprio la serata di inaugurazione del teatro, insomma ricordo. Grazie anche a te. Vennero tutti, c'era Paolo Ferrari, tutti quanti vennero. Gianni Dorelli, insomma, è stato veramente bellissimo. Insomma. Allora, ricordatevi questo appuntamento di domani e dopodomani alle 21 al giardino del Museo Sartorio. Alle 8:30 chi vuole farsi anche un drink, giustamente. Chi vuole arrivare prima grazie al ristorante anche i fiori. Ok.
E poi ancora invece Muratori va in scena sabato 4 luglio, sempre nel giardino del Museo Sartorio. Grazie a Mario Bobbio per essere stato Grazie con noi, buon lavoro a tutti quanti voi, buona estate e ci vediamo a settembre. A settembre di nuovo, sempre per il primo, che avremo una nuova rassegna stampa. Insomma. La stagione si apre ad ottobre. La stagione si apre proprio il 8 ottobre con la prima replica di Ocio alla Degna. Grazie davvero, buon lavoro. Grazie a voi. Noi ci vediamo domani alle 17:55.